Dottoressa, oggi è stato presentato un importante progetto che prende forma e dà anche opportunità da varie parti, sia per chi si forma, sia per chi riceverà le cure di un welfare che cambia. Sì, abbiamo appunto accettato la sfida di Regione Veneto nel creare questo corso di formazione per andare a supporto degli assistenti familiari, perché vengono riconosciuti come dei professionisti del settore sociosanitario. Inoltre questo progetto ci permette anche di supportare quelle che sono le famiglie che vanno ad affidare un loro caro a queste figure professionali, e inoltre miriamo anche a favorire lo sviluppo del settore sociosanitario veneto, partendo appunto da delle figure che sono ad oggi molto poco riconosciute e molto poco valorizzate, seppur fondamentali nel loro ruolo. E con questo importante progetto si aprono le porte anche a quella che è l'innovazione tecnologica, con una piattaforma di e-learning multischermo. Sì, abbiamo appunto accolto la proposta di Regione Veneto nella creazione sperimentale di un modello di formazione in e-learning, quindi in un'attività asincrona che permette di abbattere tutte quelle che sono le barriere dello spazio e del tempo, andando ad accogliere tutte quelle che sono le esigenze e i ritmi di vita. È un corso che si può fruire attraverso anche un semplice smartphone in qualsiasi luogo e in qualsiasi contesto, quindi andando incontro a tutte quelle che sono le esigenze e gli impegni familiari e personali e lavorativi delle nostre persone. Perdonate il gioco di parole, ma appunto attraverso questa modalità di formazione andiamo a prenderci cura di chi si prende cura di una parte importante della nostra società veneta.